tutti, sono Emanuele Bonaglia e benvenuti nel mio diario. Nel video di oggi vi andrò a spiegare in maniera pratica come eseguire il punto alla Vergine pieno. La prima operazione che bisogna fare è mettere due coppie su due spilli, uno a destra e uno a sinistra, sui lati del quadratino. Dopodiché eseguiamo un punto tela tra queste due coppie a questo punto attorcigliamo 3 volte le coppie centrali 1, 2 e 3 in questo modo e facciamo un punto tela. A questo punto mettiamo uno spillo in mezzo e tiriamo bene le coppie. Eseguiamo un altro punto tela tra queste due coppie. Dopodiché attorcigliamo 3 volte la coppia che abbiamo totalmente a sinistra. 1, 2, 3. Ed eseguiamo anche qui un punto tela con la coppia che abbiamo nella mano destra senza attorcigliarla, in questo modo. A questo punto mettiamo uno spillo in questo modo tra le due coppie a mochettina e giriamo 2 volte la coppia che abbiamo nella mano sinistra ed eseguiamo punto tela con due coppie, con le due coppie che abbiamo a destra. Lavoriamo a punto tela queste due coppie. A questo punto il portante non viene attorcigliato, ma viene attorcigliata la coppia che sta alla destra, quindi viene attorcigliata 2 volte, 3 volte e lavorata a punto tela, in questo modo. Mettiamo uno spillo, attorcigliamo 2 volte il portante e la coppia che abbiamo nella mano destra e lavoriamo a punto tela 2 coppie. In questo modo. Dunque, tra queste ultime 2 coppie che ho nella mano sinistra, queste, quindi le 2 coppie centrali, mettiamo uno spillo che va esattamente sulla punta in basso del quadratino interno, in questo modo. E tra queste 2 coppie eseguiamo un punto tela. Dunque, con le coppie che abbiamo a sinistra li attorcigliamo 3 volte ed eseguiamo anche qui un punto tela e queste coppie le lasciamo sospese, mentre dall'altra parte eseguiamo sempre 3 attorcigliate ed eseguiamo anche qui un punto tela e queste le lasciamo. E il primo motivo è stato lavorato. A questo punto aggiungiamo altre coppie per eseguire un'altra diagonale. Io preferisco eseguire la diagonale da sinistra verso destra. Voi potete eseguire nel modo che preferite. Mettiamo 2 coppie su il primo spillo e altre 2 coppie sul secondo spillo, in questo modo.
eseguiamo un punto tela tra le due coppie in questo modo. Eseguiamo un punto tela in questo modo. Quindi ripetiamo, le coppie centrali si attorcigliano 3 volte, 1, 2, 3, si fa un punto tela in questo modo, mettiamo lo spillo in mezzo alle paia. La coppia che ho nella mano destra, senza attorcigliare, lavora un punto tela sempre con la coppia centrale. A questo punto questa coppia non si attorciglia invece la coppia che ho a sinistra. Quindi la attorcigliamo sempre 3 volte. Eseguiamo un punto tela tra queste due coppie. Mettiamo lo spillo a mocchettina. Attorcigliamo 3 volte la coppia che abbiamo al lato sinistro. Dopodiché lavoriamo a punto tela 2 coppie. Le coppie che abbiamo centrali. Questa coppia che è il portante non viene attorcigliata, viene attorcigliata solo la coppia esterna. 3 attorcigliate e poi punto tela appunto con il portante. Dopodiché mettiamo uno spillo in questo modo, 2 attorcigliate per la mocchettina e lavoriamo a punto tela 2 coppie in questo modo. La terza coppia, che è quella di sinistra esterna, viene abbandonata. Le coppie centrali vengono lavorate ancora, quindi si mette uno spillo in mezzo a queste 2 coppie in questo modo e si esegue un punto tela tra queste coppie centrali in questo modo. Dopodiché si esegue 3 attorcigliate sulle coppie di destra e un punto tela e queste coppie si lasciano. Dopodiché si eseguono 3 attorcigliate sulle altre 2 coppie che sono a sinistra in questo modo e abbiamo terminato il motivo in questo modo. Ora passiamo al successivo e si esegue sempre nello stesso modo. Si prendono le coppie che abbiamo già lavorato, quindi si prendono le 2 coppie centrali, si fanno 3 attorcigliate, un punto tela e si mette lo spillo in questo modo. Dopodiché si lavorano come spiegato in precedenza. Quindi ancora un punto tela sulle coppie centrali, poi questa coppia non si attorciglia quella successiva, quindi 1, 2, 3 volte, punto tela e si mette lo spillo a mocchettina, 2 attorcigliate per fare la mocchettina e poi si lavorano 2 coppie a punto tela. Dopodiché si attorciglia la coppia di destra sempre 3 volte e si esegue un punto tela con il portante. A questo punto mettiamo un altro spillo in questo modo, sempre 2 attorcigliate per fare la mocchettina e poi si lavorano 2 coppie a punto tela. Dopodiché si lavorano queste 2 coppie centrali a punto tela
E poi le coppie di destra, sempre 3 attorcigliate, 1, 2, 3 e puntotela, e si lasciano. Le coppie che abbiamo a destra, sempre 3 attorcigliate e poi puntotela, in questo modo, e si prosegue nella lavorazione come spiegato in precedenza. E questo è appunto il punto alla vergine pieno.